Di nuovo insieme, amici di Teleromania, ma soprattutto amici di Luoghi e Misteri. Il nostro percorso continua, il nostro viaggio continua e in questo momento stiamo parlando a voi e vi parleremo in una tappa davvero importante della nostra ricerca. Perché in questo caso, oltre al fatto che, come ben sapete ormai, ci occupiamo di quello che generalmente e genericamente viene indicato come mistero, cioè le cose che non riusciamo a comprendere o a capire. In questo caso, nel caso di cui ci occuperemo in questa puntata, invece ci occuperemo comunque di un mistero che è ben tangibile e lo si può vedere, e lo si può sperimentare. Parleremo infatti di ipnosi e di ipnosi regressiva. Con noi, ad accompagnarci ovviamente nelle nostre tappe, nel nostro percorso, c'è sempre Claudio Canistrà. Ciao Claudio. Buonasera a tutti. Ovviamente buonasera. lo ricordiamo ancora una volta, consigliere della Biblioteca Bozzano De Boni di Bologna, la biblioteca forse la seconda biblioteca più importante per raccolta di testi che riguardano i misteri in senso generale e la ricerca psichica. E abbiamo un ospite d'eccezione che io ringrazio veramente per essere con noi, perché viene da Torino e ci farà compagnia nelle due tappe, perché vi preannuncio già che l'argomento è talmente vasto e talmente delicato che abbiamo pensato di dedicarvi due tappe. È con noi la dottoressa Giustina Veneziano. Buonasera, Benvenuta, a tutti, grazie. naturalmente a Teleromagna e sul grande schermo di Teleromagna. Allora, due dati veloci. Sì. Perché i nostri amici che ci seguono imparino subito a capire chi è la nostra amica che ci è venuta a trovare e che ci parlerà appunto di questo delicatissimo argomento. La dottoressa è psicologa ad orientamento cognitivo. Comportamentale. Certo, comportamentale. Esperta in neuropsicologia e ipnologia, si occupa di ipnosi da oltre 10 anni. Vive a Carmagnola. Sì. Beh, lo conosciamo perché c'era un famoso personaggio il famoso di Carmagnola. Conte. Certo. In provincia di Torino, dove ha fondato con il dottor Angelo Gonella il centro ipnosi medica, dove l'ipnosi medica e clinica è insegnata ai professionisti sanitari. Benissimo. Dunque, se mi permette, poi Claudio arrivo da te naturalmente per le tue premesse, no, alle quali ormai siamo abituati. Hai anche la carta natale di Giovanna? Sì, ho la carta natale, non l'ho portata, ma ne parliamo. Ne parliamo, comunque, sì. Così lo scopriamo, che la ipnotizziamo noi a questo punto, no? con la nostra carta natale. Sono un soggetto un po' difficile da ipnotizzare, lo immagino, sì, decisamente. Lo immagino e non vado oltre perché... Dunque, intanto dicevo... si può e si deve insegnare quindi anche l'ipnosi? Assolutamente sì, non solo si può e si deve insegnare, ma tutto sommato tutti possiamo essere ipnotisti, nel senso che l'ipnosi non è un fluido, non è un qualcosa di magico, è un qualcosa che si apprende naturalmente. È chiaro che però questo apprendimento deve essere fatto dal personale sanitario, naturalmente, quindi psicologi, medici, infermieri e tutti coloro che possano utilizzare l'ipnosi come uno strumento nell'ambito della loro professione. Poi è vero che ci sono anche molte altre persone, molte altre professioni che utilizzano l'ipnosi, ma non certo per terapia, a scopi terapeutici. Quindi anticipiamo in un certo senso il fatto che noi oggi parleremo di ipnosi a scopo terapeutico. Sì. Poi chiaramente potremo anche fare un accenno agli ambiti di applicazione, certo. Perché sono infiniti gli ambiti di applicazione dell'ipnosi. Certo. Però chiaramente io mi occupo di ipnosi clinica e medica e questa è diciamo la funzione principale dell'ipnosi. Se mi permette, così facciamo una certo senso un'anticipazione dei titoli di coda. Benissimo. Se mi permette, quindi l'ipnosi può essere anche curativa? Assolutamente sì, l'ipnosi è terapeutica, l'ipnosi clinica e l'ipnosi medica è un'ipnosi terapeutica. Diciamo che l'ipnosi è sempre psicoterapia, anche se
la si può utilizzare magari per altri scopi, non so, per l'empowerment, per la crescita personale. Io la utilizzo molto con gli sportivi, per esempio, con i musicisti, con i ragazzini che devono concentrarsi bene a scuola e quindi imparare le tecniche. Mi permetta, quindi Sì. un calciatore potrebbe migliorare il suo livello con l'ipnosi? Non solo potrebbe migliorare il suo livello con ipnosi, ma è anche possibile giocare in ipnosi, in trance ipnotica attraverso l'autoipnosi. Però stiamo anticipando un sacco di cose, poi dopo le spiegheremo. Mi permette un'altra Sì. cosa? Ho detto anticipiamo i titoli di coda. Assolutamente, no? giustamente. Mi permette un'altra cosa, Sì. visto che ha suscitato la mia curiosità. Quindi quando un telecronista dice che un giocatore sta giocando talmente bene che sembra sia in stato euforico, potrebbe... In effetti potrebbe essere anche sotto ipnosi? Potrebbe essere sotto ipnosi e quindi potrebbe utilizzare l'autoipnosi per Ma non è raggiungere... considerato doping? No, l'ipnosi è una condizione fisiologica della nostra mente, del nostro cervello, ed è una condizione spontanea e naturale alla quale noi accediamo in diversi momenti della giornata, senza rendercene neppure conto. Quando stiamo ascoltando un brano musicale che ad esempio ci coinvolge particolarmente, quando stiamo leggendo un qualche cosa e quindi ci isoliamo dal contesto e siamo focalizzati totalmente su quello che stiamo leggendo, l'amore è una forma di ipnosi se vogliamo. Tutte queste... Beh, quando siamo innamorati siamo in uno stato euforico, no? Sì, siamo in uno stato euforico e abbiamo un po', come Perdiamo dire, un po' la cognizione il paraocchi. e i parocchi, certo. Quindi siamo propensi a sorvolare su tutti quelli che poi pian piano ci rendiamo conto sono difetti. Ecco, diciamo che l'ipnosi è una cosa sotto un certo punto di vista Più o un meno pochino simile, nel senso che per raggiungere lo stato di trance, che poi dopo magari diremo Beh, certo. di che cosa si Ci arriviamo tratta, per piani. dobbiamo focalizzarci su una sola idea e quindi portare tutta l'attenzione su un oggetto, un pensiero, un'idea. Bene, abbiamo detto... Però completo la risposta. Quindi il calciatore potrebbe o essere in auto-ipnosi, ma potrebbe anche essere in uno stato di flow, che è lo stato di flusso, che è uno stato naturale meraviglioso, nel senso che è uno stato di coscienza al quale si accede spontaneamente, in cui si è completamente rivolti a quello che si sta facendo e quindi tutto il mondo esterno non esiste più. Okay. Quindi io ho parlato di calciatori, però potrebbe succedere, come ha detto lei, per tutti gli sportivi in generale. Assolutamente, io seguo tanti sportivi, Allora come dal mai le società di tennista. calcio non si sono attrezzate con un ipnotista? Ogni società... Non è detto? Non è detto. Non è detto, vabbè, non andiamo a svelare altro. Claudio, scusami, ma come ben sai la curiosità, no? C'era una canzone famosa che intitolava Curiosity Kills the Cat, no? La curiosità uccide il gatto. E quindi mi ha stimolato tutto questo effluvio di domande che io spero che... È un argomento che suscita sempre molto interesse e curiosità. Certo, e spero che Giustina mi abbia perdonato. Ma ci mancherebbe. In questo caso, poi andremo, come detto nel dettaglio, andremo a spiegare anche oltre. Però ti ho ignorato, Claudio. No, Sei vabbè. arrabbiato? No, Sei assolutamente. ipnotizzato? No, anche perché il personaggio con cui abbiamo a che fare oggi è particolarmente speciale, direi, quindi bisogna assolutamente che lei riesca a esprimere le sue idee, i suoi concetti, anche perché questa pratica è una pratica anche molto particolare. Io direi così, prima di passare alla parte clinica, direi che possiamo migliorare le performance. Questa è la cosa da tenere presente per i telespettatori. E questo può valere per chiunque, può valere per il musicista. No, fatta può per me valere... perché io sono già al massimo, quindi non sono più migliorato. Vabbè, allora... Cioè non solamente per diciamo, i calciatori, anche persone comuni o che fanno altri tipi di professioni possono averne dei vantaggi, indipendentemente dalla questione terapeutica. Poi l'altro discorso invece volevo fare un discorso un po' storico, ipnos vuol dire sonno. Quindi c'è questa specie di sonno apparente che poi però non è un sonno, perché comunque ci sono delle immagini, si vedono delle cose e c'è anche un discorso anche muscolare particolare che poi la signora ci spiegherà. Volevo dire che questa cosa era conosciuta fin dall'antichità,
questa dell'ipnosi, no? Nel senso che, se mi ricordo bene, avevi detto che c'erano addirittura delle immagini antiche in cui gli occhi sono praticamente... Esatto, sono proprio i classici occhi che rappresentano l'ipnosi, no? Quando noi vogliamo rappresentare uno stato ipnotico, anche nei cartoni animati a volte si vede, Sì. no? Il serpente che ipnotizza con gli occhi quindi cerchiati fino ad arrivare alla pupilla. Hanno fatto dei ritrovamenti di statue con questi occhi in Sardegna, ad esempio, ma poi compaiono, ad esempio, immagini che sono riferibili all'ipnosi anche nell'antico Egitto, presso i Sumeri. Direi che l'ipnosi nasce con l'uomo e quindi è antica tanto quanto l'uomo. Proprio dicevamo prima che è assolutamente uno stato fisiologico della nostra Ecco, mente. questo è molto importante. Poi comunque è una pratica molto antica, però Assolutamente. diciamo che si è cominciata a conoscere intorno al 1840, penso, più o Sì, meno, no? allora in realtà nel 1841 James Bride diede proprio il nome di ipnosi, come dicevi giustamente tu, diciamo l'etimologia è quella, no? Dal greco hypnos che significa sonno. E, diciamo che abbiamo già nel Settecento degli ipnotisti, se vogliamo chiamarli così, possiamo citare Mesmer ad esempio, il suo magnetismo, famosissimo, esatto. Lo stesso Abate Faria era un grandissimo ipnotista, lui faceva sedere le sue pazienti, faceva loro osservare la mano e poi le portava in uno stato di trance, di sonno. E poi nell'Ottocento abbiamo tutta la tradizione francese della scuola di Nancy, della scuola ad esempio, vabbè, della Salpêtrière, quindi... Sì, che è famosa perché è legata a Freud, lo diciamo, perché è legata Parigi. a Freud. Freud studiò un paio d'anni insieme a Charcot, si appassionò inizialmente dell'ipnosi, ma poi continuò la sua esplorazione dell'inconscio. Altri percorsi. Esatto, attraverso altri percorsi che sono quelli che poi hanno aperto certo. la psicoterapia attuale. Sì, Certo. sì, sì. Volevo dire una cosa, Sì. che comunque non è una cosa che è preclusa, tutti siamo in grado, mi sembra, di poter ipnotizzare o in qualche maniera di essere ipnotizzati. Assolutamente sì, però è chiaro che ci sono persone più recettive e persone meno recettive, ma non è neanche completa la risposta, nel senso che ci sono persone che entrano in sintonia, in empatia con un operatore e altre che entrano con un altro operatore. Beh, lì diciamo che troviamo il segno zodiacale e le caratteristiche di base. Adesso ci fermiamo perché stiamo parlando. Assolutamente. No, c'è poco da dire. Sono Facciamo parlare il curiosissima. dotto e sentiamo. No, volevo dire che in generale ogni tipo di professione ha delle caratteristiche particolari da un punto di vista astrologico, quindi dei pianeti. Nel caso della signora, posso dire, lei è un acquario gemelli. Nel caso di Giustina. Sì, è un acquario. Siamo la due professoressa. acquari. Ah, Un acquario fantastico. gemelli, quindi c'è tantissima aria e quindi c'è una grande capacità comunicativa, però c'è anche l'aria è impalpabile, quindi c'è questa capacità di andare magari in altri mondi, di andare in altre situazioni, in altre... Poi però non basta questo, bisogna avere anche delle capacità, aver studiato, avere delle chiaro. capacità intellettuali particolari, essere molto prudenti, perché come ha detto lei all'inizio, i rischi che si possono correre applicando questa tecnica in maniera un po' superficiale sono molto grandi, no? Quindi bisogna avere studiato, avere della pratica, suppongo, perché la pratica è fondamentale. Insomma, quello che vediamo a volte a teatro con l'ipnosi e questo prestigiatore a volte, no? Maghi che ipnotizzano le persone, che eventi sono? Allora, diciamo che quello che noi vediamo in televisione, a teatro, eccetera, anche l'immagine dell'ipnosi veicolata dai film, nei romanzi, adesso veramente vanno per la maggiore, no? Questi romanzi polizieschi con l'utilizzo, cioè con l'ipnosi utilizzata. C'è da dire che è ipnosi, effettivamente, nel senso che è sicuramente spettacolarizzata, quindi vengono diciamo sottolineate, messe in rilievo, viene messa in rilievo una fenomenologia che fa spettacolo, che interessa alla persona, che attira, ma
è ipnosi, quella è reale fenomenologia. Poi è chiaro, ci saranno magari, non lo so, dei prestigiatori che usano altre tecniche, d'accordo, ma assolutamente sì, cioè quando noi vediamo la valletta rigida, no? In catalessi, con magari la testa appoggiata su una sedia e i talloni sull'altra, e poi una persona cammina sopra questa poverina perché insomma, oppure si siede, forse è meglio. Noi stiamo vedendo una cosa che avviene realmente, infatti molti pazienti realizzano proprio la catalessi, che è questo irrigidimento muscolare che permette alla persona di tenere i muscoli in quella posizione per molto tempo. È una posizione innaturale, naturalmente, perché se mi si chiede di tenere il braccio rigido in questo modo, a un certo punto sentirò dolore e cercherò di abbassarlo. Una persona in trance può tenere per molto tempo il braccio in questa condizione. Quindi sì, assolutamente, l'ipnosi da spettacolo è ipnosi. È chiaro che le persone vengono selezionate all'origine. Ad esempio, non so, in una platea di 100 persone si chiede alla platea di unire le mani, ad esempio, e di fare questo gesto che immagino tutti quanti ricordiamo, no? Ciucca Scasella ci ha erudito in questa pratica, no? Esattamente, dopo aver contato da 1 a 5, da 5 a 1, si dirà che alcune persone, cioè che si dirà che non riusciranno più quelle persone a staccare le loro mani. Un buon 80% magari le staccherà, ma ci saranno alcune che non riusciranno realmente a staccare le mani. Quelle persone saranno gli ottimi soggetti da presentare durante lo spettacolo. Quindi quelli sono, diciamo, maggiormente ricettivi. Assolutamente diciamo sì. Assolutamente sì, maggiormente ricettivi. Ci sarebbe da dire moltissimo su questo, però mi preme dire una cosa. Sì, è vero, siamo tutti ipnotizzabili, però assolutamente l'ipnosi ha una controindicazione, cioè l'utilizzo con le psicosi. Quindi non dobbiamo utilizzare l'ipnosi con persone già dissociate. Andiamoci piano, e soprattutto... È una pratica medica. Ecco, e soprattutto valutiamo bene chi stiamo ipnotizzando. Assolutamente sì, è una pratica medica e va quindi utilizzata con tutti i criteri che bisogna. Claudio, l'abbiamo esplorata completamente, Giustina, dal punto di vista del cosmo oppure no? No, vabbè, poi ci sono degli altri aspetti planetari che sicuramente bisogna, cioè chi si interessa di questi argomenti di frontiera, chiamiamoli così, perché è comunque un argomento nuovo, diciamo che è cominciato dal 1850, le persone hanno cominciato a studiare questa cosa, e ha sempre dei pianeti, quelli lenti, come abbiamo detto altre volte, molto potenti nella carta. Quei lenti sono Urano, Nettuno e Plutone, soprattutto Nettuno, perché Nettuno richiede un grande intuito, però anche Plutone, perché Plutone non dimentichiamo che riguarda l'inconscio, e qui l'inconscio in qualche maniera ha un suo potere, e quindi questi due pianeti, e anche Urano, perché Urano abbiamo detto è l'elettricità, e quindi questa capacità di captare delle vibrazioni extra che tu poi riesci a canalizzare in un certo modo. Quindi sono questi tre pianeti, Urano, Nettuno e Plutone, che devono essere molto forti nel tema, e Plutone che è il più difficile perché è più complicato. Ricordiamo che c'ha la maschera, quindi è quello che rapisce Proserpina, quindi è l'elemento più complesso. Questo deve essere molto forte e molto ben equilibrato, perché sennò si rischia di fare dei danni al paziente, diciamo così, è un pochino, non dico di plagiarlo, però insomma un po' questo rischio c'è, no? Certo, infatti nell'ultimo libro che ho letto, a proposito, c'è l'ipnotista con la ipnosi regressiva, ipnotizza il protagonista del libro, che è un bambino, e gli inserisce delle cognizioni sbagliate e che in certi momenti deve avere degli atteggiamenti che sono indirizzati dall'ipnotista. Insomma, cambia in pratica la personalità del bambino. Questo è un argomento che apre veramente un mondo, nel senso che talvolta c'è proprio questa paura, no? Anche questo timore da parte anche dei pazienti che si rivolgono all'ipnotista, perché c'è un po' il timore di essere manipolati,
c'è il timore che l'ipnotista inserisca qualcosa, Ecco. diciamo così. Soprattutto anche nei bambini, no? Nei Mi bambini sembra. che sono molto suggestionabili, certo. Sì, diciamo che potrebbe anche avvenire, però mi preme dire due cose. Innanzitutto è importante rivolgersi Beh, sempre e io solo. sto parlando di un libro, Certo, quindi sì, sì, la no, no, fantasia ma dell'autore, tutto. però potrebbe accadere, nel senso che quando si è in stato di trance ipnotica si è suggestionabili, tuttavia non così tanto, nel senso che la persona ipnotizzata difficilmente fa qualcosa che non appartenga alla sua indole o che non rientri nella sua etica, nei suoi valori. È difficile dire a una persona io adesso ti ipnotizzo e magari vai a fare una rapina in banca, ecco. Oppure quando riceverai un certo segnale, magari al telefono, vai, ecco, una parola chiave, vai, Certo. tu vai e parti e fai quello che Esatto. vorrei fare io e invece lo fai tu per me. Esattamente, diciamo che queste cose potrebbero accadere, ma non siamo sul piano dell'ipnosi, siamo su un piano differente, della confusione, no, attraverso Certo. tecniche confusionali, della Certo. manipolazione. E quindi Certo. è importante questo. Ecco. Comunque sempre rivolgersi a professionisti. È chiaro, sì, è chiaro. è Ecco, io importante. parto da una frase, anche perché sembra quasi un'intromissione questo argomento, no? Nella nostro viaggio, luoghi e misteri. Misteri. In realtà è ancora un mistero in parte, no? E secondo me deriva anche dal fatto, non deriva, si può capire da questa frase che io adesso le leggo. Ed è, per quanto si tratti di un approccio ampiamente utilizzato nella pratica clinica, la comunità scientifica è ancora molto combattuta sull'efficacia di questo tipo di trattamento, poiché, secondo alcune recenti ricerche, non sono presenti sufficienti evidenze scientifiche della sua validità. Quindi possiamo dire, rimane ancora in parte un mistero. Allora, ci sono... La mia parte è quella del provocatore. No, allora, effettivamente ci sono... Allora, il nostro cervello è un mistero, quindi partiamo da questo, non abbiamo ancora assolutamente la comprensione di tutte le nostre dinamiche, di tutti i nostri meccanismi, quindi è il cervello in sé un mistero, la nostra coscienza è un mistero, non c'è ancora una definizione univoca di coscienza. E quindi, perché no, anche l'ipnosi sotto certi punti di vista, però sempre più ci sono ricerche, ci sono dati appunto sperimentali, dati di ricerca, c'è una modificazione a livello fisiologico del cervello quando viene utilizzata l'ipnosi, ci sono dei cambiamenti importanti a livello, non lo so, a livello clinico, quindi la persona che arriva con l'intenzione di smettere di fumare, magari dopo 1 o 2 sedute realmente smette di fumare, oppure la persona con un attacco di panico, dopo un breve percorso, perché i protocolli comunque dell'ipnositerapia non sono lunghissimi, dopo un percorso può risolvere le sue problematiche, quindi ci sono dei dati di evidenza naturalmente. È chiaro che non è facile sperimentare con l'ipnosi, è proprio, è chiaro, no? Perché bisogna utilizzare sempre lo stesso ipnotista, ad esempio, Certo. perché 2 ipnotisti diversi otterranno due risultati risultati diversi. E quindi è molto particolare questa cosa, però direi che nella comunità scientifica sempre più è accreditata come strumento, viene utilizzata negli ospedali. Noi stessi come scuola abbiamo diverse volte accompagnato persone a fare degli interventi, non lo so, semplicemente in analgesia ipnotica senza utilizzare l'anestesia. Esatto, quindi è evidente. Beh, quindi è che forte, eh? Quindi può essere veramente forte. l'ipnosi è un fenomeno reale, questo è assolutamente quindi io assodato. ti ipnotizzo e ti inculco nel cervello il fatto che tu non devi provare dolore. Sì, si dà proprio la suggestione che la persona è totalmente analgesica e quindi vengono bloccati. Questo potrebbe essere un vantaggio non indifferente per l'anestesista o per chi deve essere sottoposto ad un'operazione o un intervento e non potrebbe fare l'anestesia per motivi
suoi particolari. Sì, diciamo che ormai al giorno d'oggi la medicina è talmente all'avanguardia che non c'è più bisogno, no? Nell'Ottocento viene utilizzata molto al posto, ad esempio, dell'anestesia, però al giorno d'oggi c'è ancora qualcuno che magari o è allergico. Ecco, appunto, dicevo, che Certo, non può essere assolutamente. anestetizzato. Esatto, ma soprattutto il decorso è più rapido, è molto più rapido quando non si utilizza l'anestesia. La persona esce dalla sala operatoria Esce ed dalla è sveglia, transipnotica. esce dalla transipnotica. Certo. Claudio, cosa possiamo aggiungere? Ma Poi io- andiamo al caso, a uno dei casi che ci ha portato Giustina. Aggiungerei questa cosa, l'anestesia è legata a Nettuno. Facciamo questo riferimento e anche l'ipnosi è legata a Nettuno. Allora uno non utilizza l'energia di Nettuno come anestesia, la utilizza come ipnosi, perché è sempre lo stesso tipo di energia, è sempre lo stesso simbolo che funziona in vari modi e in questo modo evita i problemi che possono derivare dall'anestesia. Mi diceva lei che per esempio nel campo odontoiatrico in generale è molto utilizzata e poi soprattutto che dovremmo avere un caso anche per quello che riguarda la sofferenza e il dolore, perché può far allentare, diciamo, il dolore. Quindi questo. Poi volevo aggiungere, un po' per terminare, la questione storica. C'è il famoso Rasputin, che tutti conoscono perché era stato alla Certo. corte russa, Certo. e lui usava l'ipnosi per raggiungere i suoi fini e le sue, diciamo così. Che non erano fini proprio. Insomma, diciamo che era un personaggio un po' oscuro, ecco, sicuramente positivi, però. controverso, diciamo controverso per essere corretti, ecco, perché in realtà non si sa bene, sembrava che lui volesse aiutare lo zar, però in realtà lui ha fatto delle cose che hanno poi complicato la vita della monarchia. Insomma. Questo. Dunque, noi abbiamo un caso, quindi a questo punto, Sì. no? Posso dire, è il caso Ivana? La possiamo Sì, chiamare lo possiamo così? dire perché naturalmente ho avuto il consenso, ci mancherebbe, Certo. assolutamente. Velocemente, di che cosa si tratta? Ma allora, Ivana, bisognerebbe innanzitutto dire, ed è importante, fare una distinzione. La trance ipnotica la possiamo distinguere in trance vigile e trance sonnambulica. Diciamo che un buon 80% della popolazione può raggiungere tranquillamente una trance vigile, anche molto profonda, e avere nel 10% delle trance più profonde l'analgesia. Quindi abbiamo questa prima fetta di popolazione abile, che può utilizzare l'ipnosi per fare tutte le cose che abbiamo detto prima, però che ricorda, una volta terminata, diciamo così, la seduta, la persona ricorda perfettamente quello che è accaduto, o se non perfettamente, un po' vagamente, ma ricorda. Poi ci sono le persone come Ivana, che sono assolutamente abilissime con l'ipnosi, vanno in una trance definita sonnambulica e quindi cosa realizzano? L'analgesia, l'amnesia, quindi non ricordano tutto quello che è accaduto durante la trance, e poi un'altra serie di fenomenologie, allucinazioni negative, positive, tutta una serie di cose che però insomma più rivolte agli addetti ai lavori. Siamo andati molto avanti con il tempo e quindi fra un po' dovremo fermarci per la prima parte. Però vogliamo anticipare qualcosa con il primo filmato che riguarda, come abbiamo detto, Ivana. Sì, allora va bene, proprio in due parole, in questo primo filmato vedremo la tecnica di induzione, che è fondamentale per accompagnare la persona in trance, quindi prima si fa la tecnica di induzione, poi la si porta in trance e si danno le suggestioni. E poi vedremo l'ancoraggio che darò alla paziente. Bene, allora vediamo, anche perché i filmati ovviamente sono indipendenti e possiamo sentire anche l'audio del dialogo fra lei, Certo, fra assolutamente. Giustina e la paziente, chiamiamola Ivana. Sì, d'accordo. Bene, sentiamo. Molto bene, Ivana. Ora faremo un esercizio di rilassamento. Ti chiedo di chiudere gli occhi, per favore, e di immaginare che io ora metta qua, attacchi qua al tuo polso, un palloncino. Sto legando al tuo polso il cordino di un palloncino. Il palloncino è di quelli gonfi di elio, più leggeri dell'aria.
e questo palloncino tira il tuo braccio, la tua mano, il tuo polso verso l'alto. Ne collego un altro ancora, ne attacco un altro proprio qua al tuo polso e tu senti ancora di più la tensione del filo che tira il tuo braccio e lo solleva. Sono quei palloncini colorati che si trovano alle fiere di paese, in cui i bambini si attaccano al polso, proprio come tu ora hai attaccato al polso. Ma guarda, ne collego un altro ancora, un terzo palloncino dalla forma ancora diversa, dal colore diverso. Il filo tira e tende il tuo braccio verso l'alto e più il braccio si solleva, più il braccio si alza e meglio ti senti, più il tuo rilassamento è profondo e intenso. Il braccio si solleva e tu sei meravigliosamente tranquilla, rilassata e calma. Molto bene, e sei talmente brava, Ivana, che tu ora puoi immaginare anche un'altra cosa, un pochino più difficile. Immagina che la tua fronte sia una potente calamita. Io ora sfioro la tua fronte e la tua fronte è una potente calamita e il palmo della tua mano viene attratto inesorabilmente dalla calamita che esercita una forza di attrazione sul palmo della tua mano. La tua fronte è una calamita, il palmo della tua mano si avvicina e oh meraviglioso, attacca completamente. C'è una forza di attrazione che tiene la tua mano perfettamente attaccata alla fronte che è una potente calamita. E io adesso provo a vedere se si staccano, se la mano si discosta dalla tua fronte, ma è talmente potente questa calamita, bravissima, che rimangono attaccate, mano e fronte. E il tuo rilassamento è sempre più profondo, sempre più intenso e salutare. Ora la tua mano si trasforma in una ventosa e il tuo volto è come il vetro di una finestra e la ventosa scivola e scende lungo il tuo viso e la mano, tutto dove passa, porta benessere, salute, cura e guarigione. Tutto dove passa, meraviglioso, molto bene. Ora il tuo rilassamento è perfetto. Tu sei calma, tranquilla, rilassatissima. E la tua mente non ha più confini né di spazio né di tempo. E puoi essere dove puoi essere esattamente dove vuoi essere. Magari in una meravigliosa vasca naturale. A questo punto ci possiamo fermare anche perché siamo arrivati alla fine della prima parte, torneremo comunque tra poco per i telespettatori e continueremo a visitare il caso Ivana. Velocemente, cos'è accaduto? Certo. Allora, io ho utilizzato una tecnica di induzione che è quella della levitazione, quindi che cosa bisogna fare? Suggerire alla persona di immaginare una sola cosa. Le ho suggerito di immaginare dei palloncini che le sollevassero il polso. A un certo punto è entrata nel monoideismo, si chiama così, quindi una sola idea, e ha iniziato a levitare con la mano il polso. Ho aggiunto altri palloncini per aiutarla ancora di più. A un certo punto la persona era in trance. Di questa mano che cosa ce ne facciamo? No? Possiamo dire alla paziente di... Però a che fine tutto questo? Per entrare in trance. Ah, questa è la chiave quindi che questa, permette diciamo, di aprire la porta. Ecco, diciamo,
abbiamo usato la chiave, la porta però non è ancora aperta. La porta con Ivana era già aperta. Era già aperta. Perché comunque è bastato farle immaginare la levitazione ai palloncini. A volte ci vuole più tempo, sicuramente nelle prime sedute chiaramente ci vuole più tempo, la persona deve un pochino allenarsi. Ci sono alcune persone, Ivana ad esempio è entrata subito in trance, quindi molto recettive. Bene, noi abbiamo la chiave in mano e quindi per ora ci fermiamo in attesa di utilizzarla ed entrare, come dice qualcuno, in quella porta. Benissimo. A tra poco. Bene, eccoci di nuovo insieme. Per chi eventualmente si fosse messo in collegamento solo ora con Teleromania, questo è ovviamente Luoghi Misteri, e ci stiamo occupando di un mistero davvero, davvero ampio, che è quello dell'orientamento cognitivo e comportamentale che deriva dalla ipnosi, quindi ipnosi che noi... sì, ok, va bene, io volevo fare veloce, invece ho finito per... L'orientamento cognitivo comportamentale è quello di psicoterapia. Sì. L'ipnosi non ha un orientamento cognitivo comportamentale, l'ipnosi può essere clinica o medica, può essere, non lo so, conversazionale, può essere rapida, però non è utilizzata anche dall'orientamento cognitivo. Sì, bene, però sono allora due comunque cose assieme. in senso generale stiamo parlando di ipnosi e di ipnosi regressiva e di ipnosi anche curativa, no? Assolutamente, come certo, abbiamo detto. E con noi, e l'avete sentita, Giustina, la dottoressa Giustina Veneziano, che è psicologa appunto di orientamento cognitivo e comportamentale. Sì. Claudio ovviamente è il nostro Diogene che ci accompagna durante le nostre camminate in queste puntate che ormai hanno superato le 50 unità. Claudio, eravamo partiti diciamo per che un si esperimento. Possono scaricare da internet andando sul Certo. sito di Teleromagna. Certamente, poi Teleromagna ora è anche pronta semplicemente entrando, utilizzando l'app di Teleromagna e utilizzando il bollino che si vede sulla destra dello schermo, si può richiedere di vedere direttamente anche nel televisore il programma che si vuole ricercare. Insomma, una sorta di on demand, come si usa dire. Claudio, abbiamo detto di Giustina alcune cose importanti, poi arriviamo al caso Ivana, del quale abbiamo visto una piccola parte in chiusura della prima Io volevo chiarire una cosa sul filmato che abbiamo visto prima, certo. Che praticamente la paziente conserva i movimenti, cioè lei è in grado di muoversi in qualche maniera, quindi questa è una caratteristica particolare della trance, perché se no non si spiegano alcune cose che il paziente riesce a fare, e se non mi sbaglio ha a che fare col sonnambulismo questa cosa, solo che in alcuni casi il sonnambulismo, poi magari tu mi correggerai, il sonnambulismo diciamo avviene in giovane età, è più ampio, ha più fenomeni, qui invece questa cosa è indotta, però è una forma, giusto, no? Assolutamente sì, non solo, infatti la trans... prego. No, c'è una frase che vorrei dire e denunciare. La pratica dell'ipnosi regressiva prevede in primo luogo di depotenziare nel soggetto la relazione con l'ambiente esterno. Quindi mi sembra una sorta, come ha detto Claudio, anche di sonnambulismo. Sì, infatti la transonnambulica prende il nome proprio dal sonno sonnambulico. E la fenomenologia è la stessa, no? Non ricordare, non provare dolore, anche il sonnambulo, ad esempio quando si sveglia al mattino magari si ritrova ferito eccetera e non ricorda che cosa sia accaduto. È molto importante quello che hai detto Claudio, nel senso che è vero, si ha generalmente l'idea che le persone in trance siano
immobili, immobilizzate, che non possano parlare. Questo assolutamente non accade, tant'è che le persone in trance possono addirittura appunto fare sport, fare tante cose, comunque parlano, rispondono, interagiscono. È chiaro che la consapevolezza è più bassa, diciamo così, e quindi c'è un'interazione e soprattutto la persona, questo è fondamentale, non solo nella transvigile ma anche in quella sonnambulica è comunque presente, Quindi c'è un bisogna piccolo osservatore nascosto. fare molta attenzione perché non vanno svegliate all'improvviso. È come il sonnambulo che non deve essere svegliato all'improvviso. Dico, quindi è una condizione di dormiveglia riposante? L'ipnosi non è sonno, dormiveglia ci può stare, c'è il torpore, diciamo così, c'è sicuramente un rilassamento profondissimo, però l'ipnosi non è sonno, anche se ci sono in alcuni momenti, perché la trance è molto fluttuante, in alcuni momenti, non lo so, le onde cerebrali della persona in trance possono essere sovrapponibili a quella della persona che sta dormendo e molto spesso, a volte succede soprattutto nelle sedute della sera, no? Le ultime sedute della giornata, che una persona possa scivolare nel sonno, ma va bene ugualmente perché la nostra condizione è sempre fluttuante, quindi noi passiamo dalle onde beta alle onde alfa, diciamo anche spontaneamente. In ipnosi diciamo che si invita la persona a passare in onde alfa, ci sono delle tecniche precise che sono quelle che abbiamo visto ad esempio con Ivana, ma ce ne sono un'infinità. Una delle principali è quella di suggerire alla persona di guardare al centro fra le sopracciglia, dove c'è la glabella, diciamo, questo punto che porta a fare una rotazione con le pupille che porta facilmente in onde alfa. Poi però l'obiettivo è quello delle onde teta, la trance sonnambulica è quella in onde teta. E noi abbiamo visto quindi la prima parte, la possiamo considerare conclusa? Passiamo alla seconda? Sì, la possiamo considerare conclusa, vi dico brevemente che cosa poi ho fatto con Ivana, le ho dato tutta una serie di suggestioni di benessere, l'ho portata nel suo luogo sicuro in cui lei si sente piacevolmente rilassata e tranquilla e quindi ho rinforzato, diciamo così, il suo benessere. Certo. Diciamo ogni paziente, definiamolo così, no? Paziente in senso generico ha un suo luogo sicuro, quindi. Sì, sì. Può essere l'ipnotista stesso a suggerire un luogo, ma è più interessante, diciamo così, fare prima conoscenza con il paziente, chiedere quale sia il suo luogo sicuro, che può essere immaginario, ma può essere anche reale, e poi quindi lavorare su quello e in quello. Bene, allora passiamo nella prima parte, nel primo filmato che abbiamo visto, leggo naturalmente quello che tu mi hai fatto avere tramite Claudio. Si trova la tecnica di induzione e di rilassamento. Esatto. L'abbiamo visto, l'abbiamo no? visto, Abbiamo visto come ci si rilassa e quindi diciamo abbiamo inserito la chiave nella toppa per aprire la porta. Molto bene. Nella seconda, dove l'ancoraggio per l'autoipnosi e l'ancoraggio dell'ipnotista. Apriamo la porta? Allora, sono due tipi di ancoraggio questi, nel senso che la persona può entrare in autoipnosi per conto proprio, a casa, in un luogo tranquillo, quando ha voglia di rilassarsi o di raggiungere l'obiettivo per cui è venuto a fare ipnosi, smettere di fumare, smettere di mangiare eccessivamente, dormire ad esempio. Allora cosa si fa? C'è chiaramente un allenamento in studio, si dà alla persona l'ancoraggio, che è un gesto, può essere unire il pollice indice, può essere mettere il pollice dentro nella mano fra le dita, eccetera, insomma tutta una serie di ancoraggi e la persona va in trance per conto suo. Poi c'è invece l'ancoraggio dell'ipnotista, ovvero voi avete visto diciamo, tutto il processo dell'induzione, però richiede del tempo, quindi ogni volta che il paziente torna in studio, anziché rifare di nuovo tutta l'induzione, ancoraggio che per Ivana vedremo è quello di toccare la fronte. Io tocco la fronte a Ivana e lei entra in trance immediatamente. Vediamo allora, sì. Siamo alla seconda, nel secondo filmato, Esatto. ed è quello appunto dell'ancoraggio. Non abbiamo ancora completamente aperto la porta. Noi con Ivana siamo già, siamo già io dentro? con Ivana potrei già d'accordo. lavorare, Sì. però D'accordo. adesso a scopo naturalmente dimostrativo. Sì. Bene, vediamo. Molto bene, Ivana.
Ad ogni tuo respiro il tuo rilassamento diventa sempre più profondo. Quando inspiri ed espiri fai entrare ossigeno che riempie i tuoi polmoni e poi fai uscire le tossine, l'anidride carbonica, tutto quello che non serve più, ogni cosa che è in più, che pesa, esce dalle tue narici ogni volta che espiri. Inspiri e l'ossigeno riempie le tue cellule, i polmoni si gonfiano, un pochino anche il ventre, e poi espiri. E il ventre si sgonfia e i polmoni si abbassano. E ogni cosa che non serve semplicemente esce dalla tua bocca, dalle tue narici, si allontana, si disperde. E stai talmente bene, sei così rilassata, sei così piacevolmente in pace. Stai talmente bene che potrai rientrare in questo stesso stato di calma, di tranquillità, di pace, ogni volta che tu lo vorrai, ogni volta che ti piacerà farlo, ogni volta che ne avrai bisogno per rilassarti, per ricaricare le tue batterie, ogni volta che unirai il pollice e l'indice della tua mano destra. Quando sarai in un luogo tranquillo, da una casa, in un luogo sicuro, ogni volta che tu vorrai ricaricare le tue batterie, ogni volta che tu vorrai rilassarti, o perché no, magari addormentarti nel tuo letto alla sera, quando ti corichi, addormentarti più rapidamente. Non dovrai fare altro che unire le tue dita in questo modo, come stai facendo ora, e lasciare andare, semplicemente lasciare andare. Bravissima. Tu userai questo ancoraggio ogni volta che ne avrai voglia o bisogno, e ogni volta che lo utilizzerai andrai a rafforzare, diventerà sempre più efficace, ogni volta di più. Ora parlo alla tua mente profondissima, Ivana, ascoltami. Ti dirò un'altra cosa. Ogni qualvolta io, e soltanto io, toccherò la tua fronte in questo punto e ti dirò rilassati, Ivana. Rilassati e vai in ipnosi. Ogni volta che io e soltanto io toccherò la tua fronte in questo punto e ti dirò rilassati. Rilassati, Ivana, e vai in ipnosi. Ogni volta tu scenderai in una trance sempre più profonda, sempre più salutare, sempre più intensa, ogni volta di più. Toccherò la tua fronte e tu andrai in trance, sarà un blackout totale. Ti rilasserai ogni volta, sempre più rapidamente, profondamente. Ora conto da 10 a 1. Dopo il numero 1, Ivana, riaprirai i tuoi occhi e separerai le tue dita. Immediatamente io toccherò la tua fronte e tu entrerai in una trance ancora più profonda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apri i tuoi occhi, separa le tue dita. Come stai? Benissimo. Benissimo? Stai bene? Rilassata? Altro che...
Rilassati, Ivana, rilassati piacevolmente. La tua trance è ancora più profonda, ancora più di prima, ogni volta sempre più profonda, ogni volta che io e soltanto io toccherò la tua fronte in questo punto, ogni volta di più. Tu scenderai in profondità, sempre più giù, di più, ancora di più, ogni volta sempre più Bene, profondamente. allora possiamo anche sfumare da questo secondo momento che abbiamo visto, ma che cosa è accaduto? Allora, che cos'è accaduto? Innanzitutto ho dato a Ivana il proprio ancoraggio, quindi ogni qualvolta lei unirà le dita, il pollice e l'indice della sua mano, ovviamente con intenzione. Questo è fondamentale, perché non è che facendo così, mentre è in macchina o ovunque si trovi, lei vada in trance. Quando decide di prendersi un momento per se stessa, quando decide di rilassarsi, di dormire, ad esempio, no? Di addormentarsi, fa questo gesto e immediatamente entra in trance ipnotica, autoipnosi. E quindi questa è la prima parte. Quindi questo permette alla persona, al paziente di autonomizzarsi dal terapeuta, che chiaramente sarà sempre al suo fianco, ma può fare quello che gli serve anche in autonomia. L'altra parte, poi non è necessario seguire questo ordine, adesso con Ivana è andata in questo modo, però l'altro ancoraggio che ho dato a Ivana invece è il mio ancoraggio, cioè quello che io faccio ogni qualvolta vedo Ivana in studio e la voglio condurre in trance, mi basta semplicemente toccare la labella, toccare questo punto e lei immediatamente va in una sorta di trance, cioè di blackout totale, diciamo così. Posso essere provocatorio? Certo. Quindi praticamente Ivana è nelle sue mani, cioè se lei la incontra per la strada e la tocca, va in trance? Allora, Ivana naturalmente nel senso che me lo ha dimostrato una grande fiducia nei miei confronti, una fiducia che no, ma si io è... ovviamente No, ma è giusto quello che sta faccio dicendo. l'avvocato del diavolo in questo Sì, momento. però non è sempre così, nel senso che la persona mantiene sempre la sua consapevolezza. Se non vuole andare in trance per qualsiasi motivo non va. Ed è accaduto anche con persone molto brave come Ivana, che magari per qualsiasi motivo quello non fosse il momento adatto e quindi non è entrata in trance. Claudio. Dunque vorrei aggiungere due cose. Uno, che un po' viene da quello che ha detto la dottoressa, cioè che non si possono indurre atti, diciamo, che il paziente in qualche maniera non vuol fare, quindi contro, diciamo, la morale, contro queste cose, perché c'è qualcosa dentro di noi che che lo fa rifiutare. L'altro punto interessante è invece che questo punto qua corrisponde al famoso terzo occhio. Esatto. Quindi c'è probabilmente una relazione che gli antichi già sapevano questa cosa da questo punto di vista, quindi c'è sicuramente una relazione, magari non la conosciamo, però ci sono Insomma, i gli famosi antichi meridiani. sapevano molto di più di quello che noi pensiamo. Sicuramente. Poi l'altra cosa, che però è anche una domanda, avevo letto che le donne sono più recettive rispetto agli uomini. Primo, se è vera questa cosa, e secondo, perché? Allora, diciamo che le donne anche in studio sono coloro che si presentano più frequentemente, no? Anche per quanto riguarda tutto il lavoro di sostegno psicologico, psicoterapia, eccetera. Forse perché adesso azzardo, noi donne ci mettiamo un po' più in gioco sotto certi punti di vista, non lo so, poi sono con due uomini, quindi ditemi forse voi. siete più duttili, più empatiche, sì, comunque abbiamo meno difficoltà, diciamo così, a chiedere un sostegno, ecco, forse questo. No, io lo vedevo perché il femminile è legato alla luna e la luna è più plastica e più assorbe di più le emozioni, più emozionale, questa è la risposta. quindi essendo più emozionale riceve più facilmente e amplia anche quello che è il suo interiore. E infatti a livello anatomico potrebbe essere la risposta a questa, nel senso che l'ipnosi coinvolge innanzitutto chiaramente i lobi prefrontali, perché noi dobbiamo essere attenti e concentrati, però poi viene coinvolto soprattutto l'emisfero destro, che è l'emisfero quello chiamato femminile, quello più empatico, quello più fantasioso, più creativo, diciamo così. Però soprattutto ultimamente, devo dire, molti uomini si avvicinano a queste pratiche. Magari uomini che hanno un femminile molto più sviluppato, possiamo dire così, no? Certo. Vabbè, Perché il maschile è il sole, Io chiaramente. sono convinto che molti sportivi
quando comincerà, questa notizia comincerà a girare, vedremo che molti sportivi uomini si affacceranno a Bene. questo mondo. Io sono incuriosito invece, Sì. anche perché Claudio me l'ha descritto come la terza parte un po' particolare, si può anche non mandare in onda, e lui mi dice, e lui mi stimola a queste cose, dico, scusa, se tu mi dici queste cose io per forza la mando in onda, no? Diciamo una cosa, che la terza parte è legata, come ha detto lei, a una regressione. Alla regressione. Però la regressione è già un fenomeno che va un po' più in là ed è un po' più complesso, Vabbè. nel senso che c'è la regressione della propria vita, però Sì. ci può anche essere la regressione delle vite passate. Non è questo caso, Certo. però magari in un'altra puntata potremo parlare della nella regressione prossima delle vite puntata, passate. ma nella prossima lo Ma faremo. forse in quell'altra, perché è una cosa molto più complicata e che si presta molto di più ad uscire da un certo seminato, perché chi ti dice che veramente c'è stata una vita passata, non è che io Certo, posso sapere se ho certo, vissuto presso gli infatti, egizi, eccetera. infatti. Invece in questo caso è diverso, perché la No, paziente lei torna che sta tornando nella sua all'infanzia, vita, alla sua certo, infanzia. all'infanzia. Abbiamo anticipato, quindi ce lo vediamo? Molto Vediamo volentieri. come ritorna alla propria infanzia Ivana. Per verificare, no? Ora Ivana faremo una prova per verificare l'efficacia dell'ancoraggio, quello che tu userai per l'autopnosi, a casa, per conto tuo, in un luogo sempre tranquillo, mi raccomando. Quindi io rimarrò qualche momento in silenzio, tu unisci le tue dita e vediamo che cosa succede. Bravissima, molto bene, sei entrata in autoipnosi, lo farai ogni volta che lo desidererai, che ti farà piacere farlo. Io tocco però la tua fronte in questo modo e così il tuo rilassamento diventa ancora più profondo, ancora di più, sempre di più, talmente profondo che tutto il mondo che ti circonda svanisce e ci sei soltanto tu e il tuo respiro. Molto bene, Ivana, rilassati, vai in ipnosi e piacevolmente goditi ogni momento di questo esercizio, di questa trance, ogni momento, in modo da ricaricare completamente le tue energie. Ora però, vorrei che tu immaginassi la tua vita come sul nastro di una cassetta, sai quelle cassette VHS di una volta? E quando si voleva andare un pochino più avanti, un pochino più indietro, si andava alla ricerca di una determinata scena, si riavvolgeva il nastro. Riavvolgi il nastro della tua vita e vai piacevolmente all'indietro, ancora, andando a ripescare, a recuperare i momenti più belli della tua vita. Ancora. Molto bene. Puoi andare ancora più indietro, magari puoi andare da quando eri con la nonna, la tua nonnina. Quella volta che raccoglievi le ciliegie con la tua nonna. Che bello! Ciao Ivana, Ciao nonnina! come Che stai? bello! Cosa stai facendo? Stiamo raccogliendo le ciliegie, ma non diciamolo a nessuno! Perché poi mi viene molto Non devi mangiarne troppe. buone! Sono buone? Mamma mia! Così appena raccolte dall'albero, che buone! Ma cosa fai? Sputi il nocciolo? Ma senti un po', Ivana, ma quanti anni hai? 7. 7? Ma sei una cucciola, sei una bimba. Che classe fai?
Tu seconda. La seconda, sei brava a scuola, ti piace andare a scuola? Tanto. Sì. Ma sì, nonnina. E la tua maestra come si chiama? Albertino Maria. Ah, Non è vero perché ha avuto un bimbo e adesso c'è la supplente che si chiama, perché Albertino Carla Chiari è la mia maestra, però adesso non c'è in questo momento e c'è la supplente. ho capito. E ti piace anche la supplente? Sì, tanto, tanto, lei è tanto, tanto carina. E poi mi porta sempre a casa il sabato e andiamo dalla nonna, mi porta sempre lei in macchina, usciamo da scuola il sabato e lei mi porta sulla sua macchina e andiamo a trovare nonnina. Ma che bella, bravissima quindi questa maestra. Sì, sì, è molto, molto cara, molto dolce. C'è tanto. Posso mangiare ancora? Mi raccomando però, Dillo mamma. Ok, bravissima. Faccio così. È così, oh bene, è proprio come le bimbe educate. Va bene, rilassati, Ivana, rilassati piacevolmente. Molto bene. Ascolta il tuo respiro. Bene, adesso è il momento nel quale Ivana ritorna, no? E però abbiamo visto la scena con la nonna e i ricordi e addirittura la voce che cambia, che La torna alla voce che voce della cambia. bambina. Esattamente, perché qua è importante fare una distinzione. Quando si va in trance sonnambulica si rivivifica, ovvero non è soltanto un'ipermnesia, cioè un ricordo vivido di ciò che ha vissuto Ivana, no? È proprio una rivivificazione, cioè lei aveva 7 anni, era con la sua nonna e stava raccogliendo le ciliegie, quindi aveva la Stava voce. mangiando le ciliegie. E le stava anche mangiando, sputando il nocciolo come fanno i Sì, come bambini fanno di i 7 bambini, anni. è ovvio, Sì, sì, è sì. ovvio. Beh, Claudio, siamo arrivati alla fine, ma l'argomento è quanto mai interessante, Sì. tant'è che ci torneremo, lo diciamo già per i telespettatori, la prossima settimana con un altro caso. Sì, magari ancora più complicato, però vabbè, diciamo che questo rivivere, diciamo che è anche terapeutico, perché permette di superare i traumi del passato. Certo. Questo bisogna ricordarlo, perché sennò non Assolutamente, avrebbe senso certo. tutto questo discorso. Assolutamente, sì, sì, tutto quello che abbiamo visto è chiaramente finalizzato allo scopo terapeutico, certamente. È chiaro, Sì, 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 questo è la base fondamentale, no? Certo. Di tutto quello di cui stiamo parlando e che abbiamo reso dotti anche i nostri telespettatori. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata, io mi auguro o di questa tappa, meglio dire, perché il nostro giro continua ed è quanto mai lungo e infinito quasi da percorrere. E abbiamo avuto come ospite, e l'avremo anche la prossima settimana, la dottoressa Giustina Veneziano, che è psicologa ad orientamento cognitivo comportamentale, esperta in neuropsicologia e ipnologia, e abbiamo visto proprio gli esempi di ipnosi. Ci torneremo, come detto, la prossima settimana. Amici di Luoghi e Misteri, quindi alla prossima.